Euroregione.news. Sicurezza senza confini, competizione formativa. Presso la Safety Training Academy di Codroipo si sono svolte le prove per la prima edizione di Sicurezza senza confini, un modo nuovo di fare formazione nata da un'idea di Paolo Grossa. Prima edizione di Sicurezza senza frontiere, ora che è finita, è stato un successo perché le persone, che sono tutti esperti, tecnici e professionisti in campo salute e sicurezza sul lavoro direttamente nelle aziende, quindi non rivolto a consulenti ma rivolto a persone che lavorano quotidianamente in aziende industriali sugli aspetti di salute e sicurezza, grande successo di partecipazione prima, di presenza e di partecipazione attiva subito dopo. 6 le prove su cui questi ragazzi si sono cimentati, sono stati divisi in squadre, 3 persone per ogni squadra. Ci siamo cimentati appunto su 6 prove, dicevo, che hanno riguardato l'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, un'attività antincendio con spegnimento attraverso estintori portatili e con l'utilizzo di idranti. Abbiamo lavorato in spazi confinati. Abbiamo avuto delle esercitazioni di primo soccorso con la rianimazione cardiopolmonare a seguito di un arresto cardiaco, l'utilizzo del defibrillatore e un'attività all'interno di una camera fumo dove è stato testato l'orientamento, o meglio il disorientamento che può derivare nel momento in cui ci troviamo all'interno di una stanza, di un edificio completamente al buio. È stata sicuramente una bellissima iniziativa, non tanto perché noi di Percorso Sicurezza l'abbiamo creata, ma a vederla riflessa negli occhi delle persone. Quando ti ringraziano, quando applaudono alla fine, è il messaggio migliore che l'attività è riuscita, è piaciuta. Ci siamo dati appuntamento al prossimo 27 di settembre per la seconda parte di questa prima edizione, che verrà svolta all'interno del circuito automobilistico in cui collaboriamo, dove verrà messa alla prova la terminologia e le probabilità e le possibilità e competenze in ambito di comunicazione, utilizzando un filo conduttore che sarà l'automobile. Non svelo di più perché sicuramente questo genere di intervento e questa intervista la vedranno anche i partecipanti e quindi non svelo di più su questo. Ci sono ulteriori iscrizioni da parte di altri tecnici che purtroppo quest'oggi non hanno potuto partecipare e quindi il prossimo appuntamento è al 27 di settembre di quest'anno. Le iscrizioni sono comunque aperte, è sempre rivolto a persone RSVP, ASPP ed HSE Manager che lavorano in azienda direttamente. Oggi abbiamo unito quello che si impara nelle aule a poi delle simulazioni quanto abbastanza affidabili. L'esercitazione poi ci permette di affinare le competenze acquisite in aula, di provare quelle che possono essere le criticità sul campo e poi migliorarci. Abbiamo toccato tutti gli aspetti che riguardano la salute e sicurezza sui posti di lavoro. Nel nostro specifico abbiamo analizzato le squadre di soccorso con il peggiore caso che possono trovarsi davanti, quindi l'arresto cardiaco. Abbiamo visto come squadre di 3 persone formate ma comunque poi dirette dall'infermiere della centrale possono portare a casa un ottimo risultato. È stata una cosa formativa fatta con divertimento, ho visto persone interessate, ho visto persone formate che hanno saputo rivestire un ruolo da team leader comunque divertendosi all'interno di una palestra che è stata conformata proprio per questo motivo. Interessantissimo, utilissimo oltre che divertente. Interessantissimo perché abbiamo ripercorso varie attività con varie attrezzature che è sempre utile ripetere ovviamente, e con dei docenti iperqualificati che ci hanno corretto, anzi ci hanno tirato le orecchie sulle piccole imperfezioni che hanno riscontrato durante il percorso. Poi questo è interessantissimo, utilissimo ovviamente perché è sempre bene anche ritrovarsi fra colleghi anche per scambiare qualche parola un po' di parole in base alle proprie esperienze, sicuramente da ripetere. Io ero con la squadra C, quindi io sono Giorgio Ravidare, SPP della Taglif, con Antonino De Blasi, SPP della Vipam e con Alessio Zanotto, SPP della Chimera. Squadra vincente, speriamo. Bellissimo, è un'esperienza veramente da fare, unire le prove pratiche di diverse tipologie, dall'antincendio ai lavori in quota
uso del PLE, carrello elevatore, in squadre diverse, un po' alla Giochi Senza Frontiere, quindi mettere in competizione le squadre, fare gruppo e vedere come ci si comporta in queste occasioni. Speriamo di vincere, anche se sembrano facili vedere farli agli altri e in realtà quando dopo tocca a noi non è proprio così semplice. Noi siamo la squadra E e siamo qua per vincere la sicurezza senza frontiere, no? È una bella iniziativa, personalmente la ritengo una bella iniziativa. Per me è la prima esperienza in termini di prove pratiche, tipo primo soccorso, piuttosto che lavoro in quota e quant'altro, quindi per me è un'esperienza positiva, senza dubbio. Sì, è un'esperienza positiva anche perché ti mette veramente alla prova su un caso chiaramente non reale, ma più o meno ci siamo, insomma. Ti dà la possibilità di sperimentare appunto le tecniche che vengono spiegate spesso e volentieri solo in teoria nei corsi. Peggio io direi nessuna, siamo andati ottimi in tutte le prove, ce ne mancano ancora 2 o 3 ma ce la faremo. Quella che per me era un attimino, forse un pelino più difficoltosa, la parte del lavoro in quota, più che altro proprio per la parte di vestizione, imbarcatura, perché in realtà non avevo mai messo un'imbarcatura, quindi poi insomma le altre con un minimo di osservazione della spiegazione iniziale e poi con qualche aggiustamento in corso dopo, ma prove sono andate bene, insomma tutto sommato bene. A settembre sicuramente, poi vediamo come va avanti l'evoluzione di questo training. Quindi ottima occasione di incontrare e conoscere anche altre figure della sicurezza di altre aziende, quindi è un'occasione utile e bella anche per mettere in pratica, anche perché noi siamo i primi che devono sapere, perché sennò dopo cosa andiamo a spiegare agli altri. Oggi grazie a Paolo stiamo facendo questa esperienza con tutta una serie di prove pratiche ed è secondo me una bellissima idea perché veramente ti mette alla prova e ti fa sperimentare un po' quello che vuol dire, cosa vuol dire usare un carrello elevatore, usare una PLE, provare a spegnere un principio di incendio, quindi bellissima idea da riproporre secondo me ogni anno. Sicuramente è una esperienza unica e competitiva. E il bello anche è la competizione che si crea, poi la sana competizione che si crea fra le squadre. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news